È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga l'automobilista che stamane all'alba ha travolto e ucciso all'Endinara un cicloturista di 75 anni, scappando dopo l'incidente senza fermarsi a prestare soccorso. A tradire il pirata della strada le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste lungo la regionale 88 nel tratto che collega Badia Polesine all'Endinara. L'incidente alle 5 del mattino. Alle 9 i carabinieri di Rovigo erano già riusciti a risalire al presunto responsabile dell'investimento mortale. Si tratta di un 31enne cuoco di Lendinara con precedenti per guida in stato di ebbrezza. Stamane il giovane, alla guida di una Fiat Grande Punto, ha tamponato Riccardo Ferrari, cicloturista 75enne residente in Svizzera, a Losanna. L'uomo, grande appassionato di bici, stava visitando la provincia di Rovigo in sella alla sua due ruote attrezzata per i lunghi viaggi. L'impatto gli è stato fatale. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo dopo l'investimento ha percorso poche centinaia di metri, si è fermato a recuperare dei frammenti del paraurti della propria auto per poi risalire in macchina ed andare a casa, dove qualche ora dopo i militari dell'Arma l'hanno arrestato. Il 31enne è stato sottoposto ad esami tossicologici per verificare l'eventuale stato di alterazione. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Rovigo.